Ben ritrovati amici di A Tu per Tu, lo vedo, Buonasera, vedo qualcuno. buonasera. Noi vogliamo partire diversamente, Sì. diversamente dal solito, sapete, ogni tanto inquadro nome ad Antonio per darvi appunto appuntamento a questa bellissima puntata. Siamo giunti alla 11ª, quindi spalancateci le porte, non ci abbandonate, anzi fateci entrare adesso immediatamente nelle vostre belle case al caldo, anche perché è il giorno che precede l'Immacolata, Sì. quindi siamo in questa bella settimana di festa. Buonasera Antonio D'Addio. Buonasera Ida, e vogliamo ringraziare anche tutta la stampa che ci segue con affetto e soprattutto di settimana in settimana sempre di più, quindi Roma, Cronache di Napoli, Lo Strillo, Casoria 2 e tante testate web, veramente ci seguono con affetto e ci fa piacere. Ma davvero anche attraverso i social, no? Ci sono tantissime testimonianze che il programma, devo dire, non per vantarmi perché sai Antonio, non ne sono il tipo, però comunque è seguitissimo, anche per quanto riguarda anche il parterre degli ospiti, abbiamo sempre qualcuno graditissimo ai nostri telespettatori e quindi che dirvi, ringraziamo come sempre Angelo Ciero, il nostro editore, e il direttore artistico Renato De Carmine. Ma non possiamo cominciare senza i nostri sponsor. Assolutamente no Antonio, mi ha letto nel pensiero. Babaré, il primo liquore al gusto di babà, Ritz Caffè, è il caffè che ti fa sognare, noi scegliamo solo cose buone. E poi in cucina con Gemmi, la nostra The Queen, Gemma Caruso. Ben ritrovata Gemma! Buonasera, buonasera. Ah, le stelle proprio per questa settimana, Certamente. si comincia Certo. con la Ad grande addobbare festa, l'albero, sì, da domani? Da domani, io già l'ho fatto prima, guarda, Vedi, mi sono hai molto anticipato. anticipata. Vogliamo Sono- girare questa sedia? Non sono tradizionalista, ma lei sì però, lo so per certo. Il suo nome è Lucia Cassini. Voilà. Eccola qua. Lucia. Chapeau. Che piacere, Merci. Ci ha che fatto proprio piacere. spandegare, Lucia Cassini, ci ha fatto spandegare. Piacere averti con noi stasera. No, stavo sentendo il fatto di Natale, Sì. io l'ho fatto ieri, io l'ho fatto rigorosamente tra il 5 e il 6, Ah. che mamma lo faceva in quelle date lì e io, perché poi mia mantenuto la figlia tradizione. Chiara è nata il 6 dicembre, poi il 13 dicembre È Santa Lucia, e Lucia in quindi io, genere fa una grande a festa. me piace il Natale, che un sacco di gente mi dà addosso, ma a me piace il Natale. Io invece sono un anticonformista, Perché? l'albero L'ha già fatto. l'ho già fatto tempo fa, vabbè. il Ma mese di lo devi novembre. preparato? No, guarda, io subito faccio, mi metto all'opera con l'allestimento in casa, decorazioni, perché lo sento, ho un'area sognante, quindi comunque mi piace vivere questo Natale, soprattutto in questo periodo, no? È tutto più bello pure. dopo quello che Io abbiamo spero passato. che sto Natale, insomma, Sì, sia Speriamo. un po' più sereno. Ah, Ce lo sia facciamo bello, vivere sia bene. bello, bello, Allora, bello. cantante, attrice, cabarettista, esperta di avanspettacolo, del varietà, regista, produttrice. Sei proprio un vulcano. Ma io faccio che chi più ne ha più ne metta, sai perché? Secondo me un artista deve essere un artista a tutto tondo, cioè quello che sai fare lo fai. Poi secondo me anche l'esperienza, perché l'esperienza ti fa aumentare tutte le cose che fai. Io per esempio ballavo da ragazzina, andavo al San Carlo fino a 12-13 anni, poi non l'ho fatto più, sono stata con, vabbè, ma penso che forse mi fai tu la domanda, però io sono stata con Zietta Liu e ci tengo a dirlo, sono stata la prima ragazzina a fare la RAI a Napoli, piccolo mondo con la RAI. Quindi diciamo che vanti 50 anni di carriera, diciamo. Ecco, fra poco, guarda, fra poco farò anche una grandissima festa. 50 anni di carriera, ma un film e una scena cult che è rimasta proprio nella storia e che viene trasmessa continuamente è questa di Serenata Calibro 9 Sì, il film con Mario Mero. che noi abbiamo e ce lo guardiamo un attimo e poi lo commentiamo. Sì, subito, Ok, immediatamente, vai. bene. Ma quest'idea di usare la bambola, Sì. Stavo pensando a questa cosa, praticamente io ero già con i Cabarinieri in quel periodo, no? E facevo uno spettacolo, non mi ricordo che, chi fu l'astuto che ha spostato il colpo di Stato. Noi diciamo questi titoli, Angelo Fusco aveva questi titoli lunghissimi e praticamente io avevo un pezzo che ballavo con un uomo veloce. E volevo fare sta canzone che mi era fissata, la faceva Vittorio Marsiglia, questa qua, e Nino Taranto. E, praticamente per fare questa canzone così, nessuno dei Cabarinieri, sia Saverio Mattei, Aldo De Martino, non tenevano il mio tempo, non ce la non facevano. riuscivano. E avrebbe avuto bisogno di un altro attore che poi che balla bene e niente, praticamente mi venne l'idea. Era andata a Parigi
a vedere uno spettacolo alle Folies Bergère e là arrivavano i camerieri, proprio i camerieri nel pubblico che davano i piatti eccetera, e poi andavano in palcoscenico e si pigliavano queste ballerine e le ballerine facevano fare a bambola, e poi uno invece arrivava avanti e ne teneva una come la mia. Dissi, perché no? Ma c'è anche un altro racconto però. E questa partiamo da piccolina. Partiamo proprio da piccolina, no? Sì. Tu comprasti una bambola, tu No, eri io a compravo passeggio solo, con il nonno. Cosa io compravo successe? solo bambole, facevo paura. Ti guarda. portava sempre a passeggiare il tuo Lui, caro allora, il via? nonno era, come tutta la mia famiglia, sembra un po' era procuratore generale del Banco di Roma, non si può dire mai, Sì. ed era anche, e aveva anche una tabaccheria, però suonava pure la tromba. No. Era prima tromba a San Carlo, ha fatto anche il direttore del San Carlo per un periodo, e il nonno era fissato, mi pigliava con le... Io ero molto capricciosa, mi prendeva e facevo tutta Toledo, 2 anni c'avevo, qualunque bancarella o negozio, eccetera, io mi avevo accattato la bambolina, ero fissata con queste bambole, poi le muovevo, le facevo, poi là è iniziata, anche se vogliamo, la mia carriera, perché c'era Caplice, vi ricordate Caplice, la sfugliatelle, insomma, sfugliatelle di Caplice, e mi mettevano sul bancone e io praticamente cantavo, mi mettevo a cantare le canzoni di Nino Taranto, che mamma seguiva Nino Taranto all'epoca, e cantavo Ho comprato la caccavella, Dove sta Zazà, queste canzoni qua, mi mettevo sul banco, poi per paga mi davano un babà. Io ero golosa che non è proprio lei, infatti ho visto subito su Babbarecca, subito bene, allora babà di qua, babà di là, e un giorno sono svenuta. Sono caduta a terra e mi hanno trovato un babà in bocca e un babà in mano. Questa è una battuta che faccio sempre. E niente, da là è cominciata. Ma veniva proprio in pubblico, venivano, sapevano che arrivavo a quell'ora. Non hai perso la verve, la passione per il canto assolutamente, perché eri bellissima allora e lo sei oggi. Grazie davvero. Cara, molto bellissima. Ma anche con le movenze, con l'espressione anche musicale. Sì. Diciamo che sei un'attrice nata. Ce l'ha nel sangue. Quando ero piccola ero proprio bella assai, no? Però stranamente mi vestivano da bambina. Poi dopo nelle cose io ero una bambolella, mi mettevo, cantavo. Ma ci vuoi raccontare, perché ho trovato quest'altra cosa che non ho mai sentito raccontare da nessuna parte. Ci vuoi raccontare quando ti affacciavi al balcone e cantavi Mina e Celentano? Sì, vedi, mi accompagnava mio fratello qua e lui se lo ricorda. Io abitavo a Via Chiaia, diciamo agli 8 anni, perché mio padre ha cambiato un sacco di case. Io sono nata a Piazza del Gesù, quel palazzo rosso che sta lì, e dove a fianco là hanno fatto Filomena Marturano e tutte le cose, ci sta, non so che ci sta dentro. Allora io sono nata lì, poi mio padre siamo andati a Via Tarsia, poi siamo andati alle cose perché all'epoca caddero, non mi ricordo perché non me lo ricordo bene, e andammo a abitare a Via San Giacomo. Da Via San Giacomo siamo andati ad abitare a, come si chiama? A Via Chiaia, di fronte al San Nazaro. Sono contenta che posso dire sta cosa, non so perché poi non te lo chiedono mai. Io di fronte al San Nazaro, a fianco al San Nazaro c'era un negozietto di cioccolata che si chiamava Scagliola, e a fianco c'era Siola che vendeva i cose per i bambini, che ci sta ancora, Siola mi pare di sì. Una sera praticamente il San Nazaro, io ho salvato il San Nazaro da un incendio, era un cinema allora, c'avevano quella pensilina che penso che c'è ancora, e si cominciò a fare fumo pensilina. Io non dormivo allora e non dormo nemmeno mo'. Cominciai a chiedere com'è e chiamai i pompieri, e detto questa la volevo dire, e salvai il San Nazaro da un incendio. Poi avendo San Nazaro io tenevo questi balconcini là e avevamo un Telefunken, perché io già cantavo, facevo Mina e Celentano, facevo le canzoni così, le 1000 bolle blu, facevo tutte le canzoni, e Se domani le canta ancora, ma allora era meraviglioso, piccolissima, e mio fratello Franco, che non c'è più, faceva Celentano, poi facevo pure io, e io facevo uno spettacolino a casa, li pigliavo tutta gente del palazzo, li sedevo e mi pigliavo, e mi prendevo 100 lire. Vedi, l'anima imprenditrice già allora. 100 lire ogni genitori, e montavo questo spettacolino. Ma è vero che mandavi tuo fratello sotto il ponte di Chiaia? E questo sta arrivando qua. Che succedeva? Che io mettevo il Telefunken, e io ti devo mandare le foto che sono bellissime, e cantavo,
siccome poi mi sono anche sviluppata, io a 14 anni ero già Sì. una pin-up, Sì. e quindi io diciamo tenevo 9-10 anni, mandavo a mio fratello sotto al ponte di Chiaia, Sì. dove c'era Codrington, mi ricordo sì. tutte no, Vedi. tanto si può dire perché Certo. non ci sono più, penso, e mamma mi comprava sempre le cose lì e io mettevo il giradischi, mettevo che ne so, io amo come la terra e il sole, come la terra e il mare, e cantavo, io amo, e mio fratello mano a mano che arrivava faceva, si sente, pure là, no, e il cameraman si rivoltava via Chiaia, mi dicevano gli applausi, mi mettevo a cantare fuori un balcone e cantavo stata già, esplosiva fin da sempre. E poi da lì poi è nato, che me ne sono scappata di casa per andare a fare Piccolo Mondo alla RAI Di Napoli? che era l'unica televisione napoletana, che era il Piccolo Mondo, la trasmissione che facevano lì, e dove c'era Roberto De Simone, grande maestro, Al pianoforte. ti mando un bacione, a pianoforte, c'era la regia di Lelio Golletti e c'era Silvio Noto che presentava e noi lo chiamavamo Zio Silvio a Silvio Noto. Incideva anche Mino Gaetano lì. No, Mino Gaetano è stato dopo, però Sì. anche lì perché di fronte c'era la casa discografica, la King di Marisa Fierro e Aurelio Fierro, quindi là era proprio un posto magico. Sai dove stavano gli studi? Sopra Pizzo Falcone, dove fanno moi bastardi. E Senti quindi, Lucia, ma per voglio dire, anni- questa cosa che da quella cosa del ponte che cantavo, io poi un giorno con una mia amica che si chiamava Sara, bellissima, Brigitte Bardot napoletana, aveva 16 anni, io tenevo 9 anni, andammo a Piccolo Mondo, che sapevamo che c'era questa televisione, ma io non avevo, perché io non l'avevo, non c'avevo la televisione. Non ce l'aveva qualcuno nel palazzo, ma io no. Ci ha raccontato anche Benedetto Casillo che quando lui era ragazzo la televisione non ce l'aveva. Io non ce l'avevo e la vedevo dalla signora Rosa e questa ragazzina era la sorella della signora Rosa. Se mi sentite, vi mando un bacio perché mi fa piacere. E andammo mi accompagnò a Piccolo Mondo. Io quando arrivai là, c'era una cosa che sull'aereo del Capitan Zico che dovevo fare e lì disse, ma che... Vuoi ti raccontare una cosa troppo divertente? Ma che vuoi fare? Io canto, ballo, suono. Io cantavo solo e recitavo ma non suonavo. La chitarra l'ho iniziata un poco dopo, però là era bello, questi studi, bellissimi. Lui dice, che vuoi fare? Dio Silvio dice, che vuoi fare? Io so a memoria tutte le piante. Infatti c'è il pollice verde ancora, no? E dice, ma perché? E io racconto allora, perché la sera con mamma andiamo alla villa comunale e ci prendiamo tutte le piante che ci servono. Praticamente me la rubavo, però non era proprio così. Pigliamo qualche cosina e so tutti i nomi delle piante, così feci questa cosa con le piante. Poi dopo mi fecero cantare, che se fa? Io so fare a memoria Mina e Celentano, e feci Mina e Celentano, poi rimasi lì perché c'era una signora carissima che a me è cara pure adesso, anche se la figlia Velia Magno è andata via da poco, e io ho lavorato sia con la mamma con Velia, e con zietta Liu, mi prese lì, io ho lavorato, ballavo, cantavo, e facciamo i balletti. Quindi sei passata anche tu da lì, da Zietta? Io sono stata una delle prime, poi dopo so che c'è stato Beppe Barra, Fausta Vetere della compagnia di canto popolare, sicuro, tutti quanti lì. E papà ti accompagnava con il pianoforte ogni tanto? Mio padre mi accompagnava perché mio padre invece era pianista, cioè non era solo quello, era un grandissimo rappresentante, però era un pianista bravo e suonava quegli americani durante la guerra per gli inglesi, perché è stato pigliato dagli inglesi. Poi mio padre queste cose me l'ha raccontato 5.000 cose. Io a casa ho tutti gli spartiti di mio padre, americani, ma sono bellissimi. A noi erano bianchi e neri, erano tutti colorati. Sai, mio padre mi cantava una canzone che si chiamava The Way You Look Tonight, Sunday. When I'm a fellow, che bellissimo, mi cantava questo e mi accompagnava a pianoforte, quindi sì, mi accompagnava mio padre poi mi ha sempre accompagnata, non mi mandava da nessuna parte. Là all'Euterpe che tu hai detto, no, da bambina, sì, voleva che facessi questo sì. Ma tu all'Euterpe che hai detto prima, dove c'era la minorità, voi non avete idea quanta gente c'era. All'Euterpe Armenio era un negozio di vestiti, in quel palazzo
c'era l'Euterpe, che era la mia prima casa discografica, se vogliamo. Io ho inciso a 7 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni, Marina, facevo Mina, Folle Banderuola, Coriandoli, queste cose qua. E con me lì dentro c'era un signore... Ma facevi anche Rita Pavone? Rita Pavone, poi ho fatto l'anti-Rita Pavone. Faccio un bacio pure alla A Rita, tutti. come mai sapeva, voglio bene la Rita moltissimo. Senti Lucia, e poi sei no, ti capitata voglio dire, anche c'era là. con Trottolino. C'era Nino Retano. Nino Retano, Retano. che era fantastico, e c'era un signore che è un po' più grande di noi che si chiamava, e dici come si chiamava? Dimmelo tu. Vabbè. No, No. quel grandissimo che se n'è andato adesso. Dove adesso? Sì, quello, il grandissimo autore sul ponte sventò la bandiera. Ah, Franco Battiato. Franco Battiato, con tutto questi nomi mi sono ubriacata proprio, e comunque Franco Battiato veniva là serissimo, un po' più grande di noi, Mino ma tanti altri, perché io sto scoprendo, andando a vedere le cose, gli articoli che mia mamma mi ha conservato, scopro delle cose meravigliose e spero di fare il prossimo libro. Con tutti i racconti. No, voglio fare quello, i racconti. Raccontaci un attimo brevemente, se no non riusciamo a dire Trottolino, niente. Antonio, Trottolino vai. e poi Mario Merola, perché abbiamo visto il Allora, film. Trottolino perché io praticamente lavoravo bambina e facevo Totò perché mi piaceva. Il mio grande amore per Totò, all'epoca non c'era tutta questa televisione, Totò era vivo chiaramente, quindi io andavo al cinema Lux e Palazzo. Il Lux è quello a via Cosa, là, dove c'è Teleoggi mi pare lì, e poi al Palazzo che era sui quartieri. Mio padre mi accompagnava e là facevo il film pure prima, alle 2:30, alle 3, e mi veniva a pigliare là, sempre con un fratello, qualcuno, e mi avrei Totò una continuazione. E poi andavo a casa e mi facevo i movimenti di Totò, che ho fatto fino a poco fa, fino a quando non ho avuto questo mio incidente di percorso. Però Totò era, io pensavo che Totò era mio padre. Andavo a casa la sera e facevo: babbo, tu chissà che hai sbagliato, tu sai che mio padre è Totò, mio padre. Sì, Arrabbiamo. Ma si dopo arrabbiava di un po'. parlare di questo incidente? Dopo però. Ok, però no, aspetta, no, dopo chiusura, così mettiamo il punto. No, metti il punto. Riguardo il video che abbiamo visto prima, il legame forte Con che hai Mario, con perché sì. Trottolino io l'ho conosciuto che tenevo 9 anni, diciamo, Sì. perché lui faceva un Totò meraviglioso. Trottolino era speciale, era un uomo, è secondo me il più grande dell'avaspettacolo, ma anche del teatro e della commedia dell'arte e tutto. E io mi mettevo, cantavo 3 canzoni al Salone Margherita, io la bambina prodigio, cantavo, lo ricevevo in 4 lingue, io cantavo una canzone in italiano, una canzone in francese, una canzone in giapponese e una canzone spagnola. Spagnolo facevo quando la tarde languidesse rinasse la sombra, poi bongolla, che mo sta andando di moda, bongo cia cia cia. Io ti ho mandato una cosa che... E quella giapponese? A giapponese cantava Anatato watashi sorano kanatami. Ah, che memoria. Chi è telku toko scendia, cantava Mina. Il tu e Dio, Anata Towatashi, tu ed io. Però io cantavo solo quelle. Ma ti piace il sushi anche? Ma no, come no mi piace? Benissimo. Mi piace Mario tutto. Merola? Mario Merola come l'hai incontrato? E Mario Merola dopo, io facevo le feste di piazza, le serate, tutto, i locali. Io ho cantato all'Eldorado a Napoli 12 anni, accompagnata dal mio grande amico maestro Peppino Gagliardi, che Peppino mi accompagnava alle canzoni, io cantavo 2 note, l'epoca se tu senti 2 note capisci che anno era, e praticamente con Peppino all'Eldorado. E poi da lì ho fatto tutti i locali, ma io non c'era, perché a me non mi nessuno a casa. Andavo a scuola, studiavo con mio padre pure dietro al palcoscenico nei camerini, però non mi tenevano. Era forte la Sì, passione. però il papà non accettò una proposta. Ti quella ricordi più importante, mio padre mi ha inguaiata, lo stesso No! Che proposta? È una proposta importante perché proprio che io ero più piccola però, Sì. non era quest'epoca che parliamo di Mario Merola, Sì. e durante le feste io ho lavorato con Mario Merola, con Nunzio Gallo, quante serate con Nunzio, con Peppino Di Capri. Io facevo l'orchestra a Peppino Di Capri, ero 16 anni, la seconda orchestra. Io li nomino, sai perché? Perché puta caso che la vedono, e non dico qualcuno, quelli perché a me non... Fondi Garofalo, io lavoravo con Fondi Garofalo e con Toni Piccolo, con le orchestre, e facciamo la seconda orchestra a Peppino Di Capri.
allo shaker, famoso shaker del grande Rosolino, ma mi hanno detto che non c'è proprio più lo shaker. Che non fa Continuiamo a raccontare la carriera dopo aver visto questo blocco fotografico numero 2, in modo tale che poi le Ci commentiamo. riuniamo Le commentiamo. e dico una cosa di Mario Melo. Sì, ok? sì. Vedi, così le commentiamo dopo. Sì. Che bello. La tua Prima di carriera, raccontare, sì. però c'è il caffè, Sì. prima che si fa freddo, Va il bene. caffè, Vogliamo, sì. così una scossa di energia. Ma adrenalina. figura a me. Sì, a te sempre. No, ma il caffè non si rifiuta mai. No, caffè non- No, ma sei pazza. dovevamo prevedere la camomilla però. Infatti, La camomilla. Forse la camomilla andava meglio per me. Antonio, che caffè? e Infatti Ritz proprio Caffè. per l'artista Lucia Come si Cassini chiama? abbiamo fatto questa Guarda. cialda elegante, professionale elegante proprio come tutto quello che fa lei. Grazie. È buono sto caffè, eh? Buono, Proprio buono, buono. buono. Scegliete Ritz Buono. Caffè, è l'unico che ti fa sognare. Vogliamo consigliare sognare, a sì. Ritz che il 13 dicembre, Santa Lucia, un bel cadeau a casa di Ritz, Lucia. a parte il cadeau a Ma casa non mia. solo, noi dobbiamo dire a Ritz Caffè e a PL Caffè che ormai Ritz Caffè è il caffè degli artisti, non Eh. soltanto dei campioni, No, ma di tutti gli perché dei artisti campioni? napoletani. Hai detto Allora, bene, Lucia. ringraziamo anche tutto lo staff di PL Caffè. Allora andiamo avanti. Abbiamo No, volevo visto dire una cosa. i cabbarinieri. Io sto cercando un caffè pure io per la mia fiction, Ah, interessante. sei interessante. Ah, Ritz. benissimo, Ritz. Se sei Cabbarinieri Riferiamo e subito. Vai, riferisci, questo maestro che ti accompagnava al pianoforte. Sì, Raccontiamo abbiamo visto lì qualche foto. Sì, ho visto nelle foto che hai scelto, ho visto Dino Fiorentino, Sì, grande Dino Fiorentino, sì. figli di Fiorentino, anzi c'è pure Angelo, il papà mi pare, poi comunque tutta la famiglia Fiorentino che era in quella cosa, là tengo 15 anni Sì. e facevo le serate e quello poi ho visto tanti amici, Franco Nico, vabbè che era dei Cabbarinieri. Come nasce C'è questo Francesco gruppo? Come Calabrese nasce in questo una festa gruppo? a casa mia. Francesco, che io amo, adoro le canzoni, ma io lo amo proprio. Ma quindi- non ti fa piacere tanto parlare dei cabbarinieri? Prima della Niente nascita di meno. questo- No, parliamo prima perché questo è il tempo anche di questo disco, Eh. vero? Eri piccolissima. No, qua. perché vedo Quanti che anni glissi avevi? la domanda. Ma quando mai? Ah, è recente, no, inquadriamo. Papà, non nel Cossaro Nero fra poco. No, no. Allora, Il disco è questo nuovo. libro, no, allora questo film, oddio, Questo questo disco mi è venuto film, allora questo disco CD me l'ha fatto Lucky Planets e non finirò mai di ringraziare Giancarlo e Enzo De Paola, Giancarlo Spadacenta e Enzo De Paola che mi fecero questo disco a Milano e ho venduto molto, è andato molto bene, poi io ne ho fatti altri, ma questo ce l'ho nel mio cuore e adesso lo rifaccio di nuovo. Benissimo. Perché sono le canzoni più ultime. Ma quanto che c'è. tempo fa lo Questo realizzaste? abbiamo fatto esatto 9-10 anni fa. E questo è uno, vabbè? Prima di Ok. cantare una canzone qui dal vivo, Sì, dal per vivo. legarmi e per legarci alla canzone che adesso ci eseguirà, voglio far vedere questa sorpresa numero 2. Che è? Iniziano le sorprese, tu devi solo Vediamo. guardare. Vediamo. Ciao Lucia! Ciao Luci. Allora, un saluto da parte nostra, come vedi siamo io, Marisa, mamma, La bossa. la bossa, e papà che sta dietro nel quadro, Rubens Capaldo, quadro di Rubens Capaldo, molto bello. E niente, ti vogliamo fare un grande in bocca al lupo, salutare te, Antonio, da Dio, tutti i telespettatori,
So che questo Ischia Forever è pronto, perché aspettiamo solamente di vederlo, e ti lascio con la filastrocca che ti diceva sempre papà ogni volta che ti incontrava, che tu non ricordi mai, ma mi chiedi sempre com'era quella cosa che mi dicevi tuo padre. Allora, Luci, quanto bene voglio a te, che si tengo con amica, ma già fa un'amica per dispietta a te. Che è un grande controsenso, poi, ma non abbiamo più chi ce lo può spiegare, purtroppo non sappiamo l'origine. Ma non ce l'ha mai spiegato. Non ce l'ha mai spiegato, però è bella e ci piace. Un Ciao bacio. Luci, un bacio, ti vogliamo Un bene. bacio. Ciao Antonio. Tesoro. Ciao. Ciao. Ma che sorpresa, Saluto per la famiglia Piero. Anche il papà dietro, il bello, e padre. poi Aurelio Di, ma io, loro sono la mia seconda famiglia, lo dico L'hanno sempre. detto, l'hanno detto. Sto parlando qua però perché... Ma vabbè, questa filastrocca com'è nata? Che ma ti diceva Aurelio? quello quando Uscì. voleva a me con qualche uomo, la prima cosa che cantava, che la canzone Tu pa biondo si troppo onesto e dedicata a lui, che è nato per l'uomo insiste e mi sfotteva sempre chiaramente. E poi quando veniva, sempre che Aurelio è sempre venuto, no? Tu pensa che quando è successo il drammatico fatto suo, eccetera, io stavo sull'autostrada che tornavo da Roma, loro stavano in un ospedale lontano, io ho detto gira l'autostrada per andare lì, e poi mi ha chiamato, ma state errando, mi ha detto no, ma ora stanno portando la nave, io ho rigirato non so quanti chilometri, perché lo amavo, gli volevo un bene, ma anche a Marisa e anche Fabrizio. al mio fidanzato, che non sono riuscita ad avere Fabrizio, tra noi non c'è stato mai niente, perché Marisa avrà detto, ma io che una voglio proprio... Come cognata non la voglio. Senti, Comunque, ma vogliamo non- dedicare qualcosa? Sì, ma comunque non lo so per quale motivo lui diceva questa cosa, certo che me la diceva sempre e quindi, ma vi ringrazio assai, questa sorpresa è bellissima, la devo togliere? No, vabbè. Questa Parla. sorpresa è bellissima, fantastica. Ce ne saranno tante altre. Ma ma perciò mi diceva tutto a posto. perché- facciamo questo Ma omaggio non ad diciamo Aurelio nulla. Fiero. Io faccio questo omaggio, Marisa, tu lo sai, lo faccio tutte le sere, dovunque vado devo ricordare Aurelio sempre, perché tutti quelli che meritano vale la pena ricordarli. Ci vediamo in questi giorni, spero di sì, ci vediamo per la mia festa almeno. Sì, per Santa Lucia. Voglio dedicare questo mix che ho fatto per uno spettacolo teatrale, lo feci apposta e con tutti i ragazzi, quindi mo mi aiuti tu perché questo è tutto benissimo. in diretta dal vivo. Io ero meglio dal morto, però Vabbè. perché praticamente Ok, ti faccio vabbè. il coro. Va Omaggio a bene? Nino e quello viene Aurelio dopo. Fiero. Omaggio ad Aurelio Fiero, Omaggio grande ad Aurelio Fiero. Grazie per la sorpresa, meravigliosi. Vai, Lucia Cassini. Questo è tutto ballato qua, capito? Vieni vicino a me, vieni. Quei libri sotto caccia, camicetta a fiore blu. Vuoi fa signore bella, nanza a scuola pure tu. Ti piglia la sigaretta quando è catta per papà. Ti mette già un rossetto come vire fa mamma. Lazzarella! Ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più. E venga apposta per tutti vicino a scuola con Gesù. Tu invece mi rispondi già, dire veramente proprio a te. Per me l'amore può aspettare, che mangia fa, non fa per me. Ah, Lazzarella, lontane primavera, quando passa tutte le mattine, già ti specchi e ripeti sulle mie complimenti ti fa papà. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e ride come fa capire che perdo tempo appresso a te. Ah, Lazzarella, un tempo come voi.
entrate pure voi da casa e passa e spazza sotto sul balcone, ma tu sei un guaglione, tu non conosci le femmine, sei ancora così giovane, tu sei un guaglione che ti mise in capo, voglio un pallone, che quando ti sti in lacrime, ma te non mi fa ridere, sai, curro in braccio a tu, ma non facciamo piccerino, la verità, la mamma ti può capire e moglie la dedichi a Aurelio, tua bionda sei troppo onesta, che l'è nato per l'uomo non esiste, allontanate da sta maestra, la diverte figlia mamma, non vire, catarra passa, ti ciance e non c'entra posta. Perdere la libertà e questa la dedichiamo pure a lei, vai. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capo un parola in coppa, capo un parola in coppa, ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capo un parola in coppa, la pizza e niente più. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capo un parola in coppa, capo un parola in coppa, ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capo un parola in coppa, il balletto, capo un parola in coppa, capo un parola in coppa, la pizza e niente più. Aurelio, grande! Brava! Grazie, ma grandissima. Si sono mescolate le due tonalità diverse, quindi Bello, è stato bello. bello, un gioco veramente Ma di lo- musica. Bello. siamo andati avanti e questa è Lucia, ma hai non ripreso? siamo tutti in diretta, qua L'improvvisazione. non ci stanno i trucchi Questo né i microfono ganci. posalo. Posala, tieni, ecco qua. Ma hai ripreso questi spettacoli live? Ti sono mancati? Figurati, io ho ripreso tutti gli spettacoli live, ho ricominciato perché adesso cammino meglio, però ancora ho bisogno, qualcuno mi sfotti, io ve lo dico proprio in diretta, me ne frega poco. Io ho ancora bisogno purtroppo delle stampelle perché così è. Se mi piace, che ci fa? Ma hai visto che l'hai detto, no? Apriamo parentesi e la chiudiamo È anche. già stato un miracolo che stai qua. Ecco, parliamone Veloce, giusto qualche veloce, però secondino, perché veloce, io non ho veloce. voluto scegliere nessuna foto che No, stavi a letto. assolutamente, no. No, anche perché vi devo dire una cosa, a me hanno pubblicato in questi giorni proprio, perché il 24 novembre io mi ricordo che ero uscita, cioè ero rientrata da un ospedale e entrata in un altro e un sacco di gente si sta divertendo, siccome No, è brutto, mi sono è venuta a brutto. trovare tutti, mo ci vo Marisa con Fabrizio, poi sono venuti un sacco di giornalisti, di attori, di cantanti, è venuto Giulio De Piscopo a Milano più volte, Venuto Giacomo Antonio Rizzo, Daddio. Antonio Daddio, non è bellissimo. Antonio, comunque tutti quelli che sono venuti e mi sono stati vicini sono quelli che mi rimarranno vicini, chiaramente, che ti voglio dire, ma tanti, tra l'altro Tony Cercola, vabbè. Non voglio, Sebastiano Somma, Sì. che Sebastiano aveva la mamma a fianco a me ed è nata, noi già eravamo molto legati a Sebastiano, ma io mi curavo la mamma, pensa a me, io stavo male mi curavo la mamma e Sebastiano. Un problema di mala sanità ti ha distrutto quasi. A me mi ha distrutto, però c'è questo fatto che io stavo là, in questi giorni stanno pubblicando delle cose, per esempio una con Tony Cercola che è venuto là e mi ha cominciato a cantare male che va, male che va, male che va, che ha messo pure nel film Scaporeve. Ma io voglio dire una cosa, Tony, se vedi che io cancello sta cosa. No, ma perché condividere queste No, cose? perché, Poi sono- perché io sto proprio male, Non tenevo sono proprio da belle. velluti, stavo proprio male. Però ci tengo a dirvi una cosa, io a me cioè, mi hanno rovinato la cattiva sanità, il fatto di sanità. mala sanità, perché tornavo da Roma da uno spettacolo, era maggio 2018, e tornavo e ho cominciato a sentire dolori dietro la schiena, mi sono fermata da sola, perché sono sempre andata da sola, mi sono fermata all'area di servizio e praticamente il giorno dopo sono andata dai medici e mi hanno detto che avevo un cistoma, una stupidata per una donna, un cistoma. Non era un tumore, no, un cistoma. Devo operare domani. Io sono stata a operarmi
a giugno, dopo un mese, mi sono operata alla schiena, dico pure l'ospedale non porta proprio, tanto figurati, non mi sono stati per niente vicino in nessuna manifestazione e lì purtroppo sono tornata a casa dopo 3 giorni, come hanno detto loro, però sono andata in coma e rianimazione per quasi 4 mesi. Io Setticemia. di setticemia, mi hanno bucato la cupola vaginale, però vi dico una cosa, che io lì ho tutti questi ricordi. A me Padre Pio mi ha acchiappato per i capelli e ha detto tu devi stare qua. Io ero anche disponibile ad andarmene, ti sembrerà strano, che non l'ho mai detta, ma io ero disponibile ad andare, perché quando uno capisce che probabilmente vuole andare o deve andare, perché io vado a terra, stai chiamando, io ho detto basta che metto tutto a posto, me ne posso andare. Poi che è successo? Ho avuto questa cosa, guardate, è proprio netta la cosa, e sono andata alla Center, dal professor che poi è il professor De Blasio, è il nipote di Nino Taranto, perché la mamma era la figlia di Nino Taranto. Nino Taranto ha dedicato alla figlia quella canzone, sì, Lusingame, bravi, che è bellissima. E io sono stata proprio dove stava la signora, in quel padiglione là, in quel posto là, e là sono stata benissimo, cioè, però ci ha diviso 5 mesi e quando sono tornata a casa io comunque non camminavo ancora, perché il cervello, la riabilitazione e tutto, e sono andata avanti così. Per me io sono una miracolata perché ero convinta di essere morta, e io che ho fatto questo stesso miracolo che Padre Pio per me, Dio, Padre Pio, ultimamente mi è arrivata una cosa di degli infermieri, qualcuno della Schiana pure, che mi ha scritto: Lucia Cassì, devi scrivere che là sopra non è che ti ha salvato solo Padre Pio e Dio, anche noi, perché siamo stati sempre vicino a te. Io dico scusatemi se non l'ho scritto, ma angeli, dai. ero troppo arrabbiata. Comunque sei ripresa. Senti, hai avuto questo periodo buio, però poi poi abbiamo avuto un altro periodo buono di pandemia. E questo mi serve anche per spiegare una cosa alle persone a casa, finalmente forse la posso spiegare, che non è che io non ho più girato la fiction, lo dico a tutti i miei attori, ai miei colleghi, quelli che stanno nella fiction, quelli che non ci stanno e ci vorrebbero stare, non parlate male e mettete le cocche, io la fiction la sto finendo e la finisco. E non si poteva, un po' per la riabilitazione, un po' per la pandemia. 3 cose, tante vere che ho detto, ma forse Ischia Forever mi portasse male, perché allora, prima è successo il fatto che io ho avuto quella cosa e ho dovuto interrompere per 3 anni. In questi 3 anni, nel frattempo, c'è stato un momento, il Covid, per 2 anni quasi, e poi l'anno scorso è un anno che se n'è andato Carlo Croccolo, che io farei un applauso a Carlo, che è grandissimo Carlo Croccolo, che faceva nella fiction mio padre. E io facevo, come faccio? Ho dovuto trovare un escamotage che non vi dico e l'ho acchiappata per i capelli e la sto rigirando. Sono 5-6 mesi. Vediamoci un po' il montaggio, dai. Numero 1. Guarda Lucia, guarda. Se mi volesse bene veramente, non mi facesse sfrugugliare da gente, non mi tagliasse pizza e ramaglietta, non mi mettesse la crusca in giacchetta, non mi scrivesse con piezze e gessa, a domatine cicci si fessa, te ne fa, te ne butti che ciccia farmacia non te ne coraggio, nemmeno parla. Mi misi a cercare l'amore eterno, lo trovai una sera d'inverno, era gentile e raffinato, mi aveva un cuoffo e mazzato, e l'uomo giusto io pensai, lo sposo non lo lascio mai, non vedi in tempo, sapete perché? C'era la moglie prima di me, mi è sembrato molto ingiusto e sono tornata a far l'artista, e su questo io ci insisto, mangio, bevo e sto sempre in vista. Balla, balla, balla Concetta, la tua vita è una sigaretta, l'hai fumata troppo in fretta, balla, balla, balla Concetta. Balla, balla, balla Concetta, che la vita trascorre in fretta, dietro l'angolo ti aspetta solo un ballo e niente più. Balla, balla, balla Concetta, che la vita trascorre in fretta, dietro l'angolo ti aspetta solo un ballo e niente più. Perché quanti possedevano campi o case li vendevano. Ci stanno guardando tutti quanti, ma dico io, sto coso lo potevi spegnere prima di entrare in chiesa? No, no. Mi fa rispondere fuori. Mi fa rispondere fuori.
Ecco qua. Eccolo. Dai, raccontaci un po'. Ho voluto mettere questo Balla Concetta perché nel 1880 Disco Ring tu sei la prima rapper. Perché sei la prima rapper. Insieme, e si deve insieme sottolineare. salutiamolo a Pino D'Angiò, che Ma che sicuramente idea, ma che idea. Pino D'Angiò è grandissimo, eccetera. Magari chissà se magari fa una puntata no, pure se con tu lui. riesci a Perché lì è contattarlo. diventata la moda del Sì, rap, Lucia. diciamo. Io e Pino apertamente. D'Angiò dobbiamo anche tutto a Gianni Simioli, perché Ecco. Gianni poi ha avuto quest'idea un paio di anni fa di mettere me e Pino insieme con tutti i rapper nuovi. Ma i ragazzi non lo sanno, il primo rapper femminile, state Lucia, mio. ma come ti Balla sembrano così. questi rapper di oggi? Buoni. Quasi... Perché hai fatto questa quasi buona? No, mi sembrano buoni. Io amo i giovani, sono ragazzi. i bravi, Io no? quando I bravi vedo rapper, io quando bravo, vedo un sì. giovane bravo, l'ha già aiutato. Perché i giovani, lo dico con le pelle, hanno le stelle negli occhi, non Brava, come i vecchi che hanno sempre un livore. No, anche i vecchi vanno E aiutarli è sempre buono. Senti, invece della brutta musica cosa diciamo? La brutta musica io la sopprimerei. Primiamo. È vero. Però non è vero, io non è che non amo, attenzione. Ci sta No, anche tu sei qualche molto amica di neomelodico, neomelodico. molto, quando posso li aiuto i No, neomelodici. l'abbiamo perché... visto anche in trasmissione Sì. con qualche Ma neomelodico non bravo. dare, lasciamo per... Incontri, basta. Blocco numero 1. che- Tanti artisti hanno illuminato il tuo percorso, il tuo capitolo. Infatti io della dedico musica. sempre a tutti quelli che hanno lavorato con me, i maestri con i quali ho lavorato, ognuno mi ha insegnato qualcosa, anche il più piccolo, e mi farebbe piacere che anche gli altri facessero così, che non succede. Sì, vabbè, è I difficile grandi, elencarli, i grandi Antonio, lo che sono fanno, i tanti. grandi. Sì. Stai tranquillo che i grandi dicono tutto, dicono la verità. I piccolini, boh, Lucia, un ma po' meno. abbiamo visto 2 foto con Pupella Maggio. Ci dici questo aneddoto legato a Sì, Pupella? però prima che ci dimentichiamo Pupella, io volevo dire una cosa che mi è rimasta di Mario Merola, Sì. perché Mario per me, con me ha fatto tutto, mi ha dato tanto, io gli sono stato vicino fino all'ultimo giorno, proprio fino all'ultimo, e l'ho amato tantissimo. C'è una cosa, però te la volevo mandare ma non sono riuscita, in cui lui mi saluta e sembra proprio che sia me lui, una cosa che facemmo questo film, io tengo il DNA targato che è la mia storia, e si vede che lui fa così tutte e due insieme, fa Lucia, la compagnella mia, ti voglio bene assai, e mi pare che lui ci ti hagi voluto bene, e questo mi rimase dentro, perché chiaramente, ma io Mario l'ho adorato come adoro Francesco,
che spero Pupella, sempre pupella. di vederlo. France, capisci a me, ok? Va bene, prima di arrivare però alla pietra miliare, Pupella Maggio, un'altra bella collaborazione. Salutiamo. Lucia Lamarca, guarda. Ciao. È una ciao. giornalista, la ragazza Ciao, del cara. turbante. Nonché testimonial È lei? lei sì, testimonial di L'abbiamo Barbarella, qua prima dal Barbarella. vivo. Dopo che Io lo la facciamo vedevo assaggiare, allora prima ci sarà il piatto di Gemma in cucina con come Gemma e no. poi dopo ci sarà il liquore. qua se non facciamo presto, che mi fa? Ciao, Che Lucia. mi mangiamo? Buonasera, è Ciao. davvero un piacere incontrarla e tra l'altro abbiamo anche lo stesso nome, quindi siamo Lucia, molto Lucia. piacere. Quindi il 13 dicembre Festeggiamo festeggi pure tutti tu. insieme. Facciamo una cosa corale, va? Sì, una cosa tutti insieme. Ero dietro le quinte ed ascoltavo una sua frase molto bella: dobbiamo aiutare i giovani, perché i giovani hanno comunque negli occhi quella voglia e quell'amore di fare Le tante stelle cose, hanno le negli occhi. stelle. Sì. E a proposito di questa, insomma, di questa bellissima frase, recentemente c'è stata la giornata contro la violenza sulle donne, Sì. quindi una giornata che sensibilizza tantissimo questa tematica, che in realtà non andrebbe sensibilizzata esclusivamente il 25 novembre, Sono ma ne d'accordo dovremmo con te. parlare sempre. Però nel mondo dello spettacolo c'è anche una violenza molto più sottile che riguarda e che avviene tra le donne, quindi discriminazioni, magari degli atti, delle cose molto brutte che si verificano in questo mondo dello spettacolo, discriminazioni contro il peso, contro l'aspetto. Quindi le volevo chiedere, lei che ormai fa parte, no, dei capisaldi comunque dello spettacolo, cosa è mai stata testimone di un atto di violenza tra le donne? Che adesso si chiama body shaming. Body giusto? shaming, sì. Body Sì, shaming. cioè spiegami esattamente sul body shaming, Quando che è prendono in nuova. giro il Discriminazioni corpo, sotto quando è un po' in giro il troppo corpo di una grasso. persona, capito? Sì, Che tanto diciamo grasso, tanto che sono stata anch'io vittima qualche volta, perché io sono sempre stata in carne, bella, sono sempre a stata. chi lo dici, Non posso Lucia? dire che ero brutta perché ero proprio una bella guaglione, però mi è capitato a Milano. Mi capitò che qualcuno macciava i giornali che dicesse che praticamente ero una... Ma a Napoli era bellissimo per tutti quanti, a Milano che andavano le secche, le mazze di scopa, allora praticamente uscì una cosa, dice, non è una bellezza classica, ma io non sono una bellezza classica, però che era un po' più rotondetta eccetera, quindi ci stava da allora, io parli 40 anni fa, quindi c'è questa cosa. Sono anch'io contro e sono d'accordo con te, hai detto una bella cosa, che la donna andrebbe ricordata questa cosa tutti i giorni, queste violenze, perché adesso veramente è allucinante. Ma se tu guardi il mio pezzo con la pupazza, con la bambola, io lo feci apposta perché quella pupazza era una donna, Maria, che subiva ogni sorta di violenza da questo fidanzato geloso e non sta bene. Maria, tu lo sai che ultimamente in un convegno eccetera, ti parlo di 2 o 3 anni fa, non l'ho potuta fare perché quello mi disse no, ma tu È una censura non questa. avevo capito niente, che no, questo non avevo capito niente. Tu inciti alla violenza, quello dissi, ma allora si scema, È il scusa, contrario. è all'incontrario, cioè questo guappo che io sfotto col cappello, prende a botte la sua donna e alla fine nello spettacolo succedeva che la bambola si svegliava e finivo, era Miseria e splendore di Concettina Quagliarulo, la bambola usciva, erano le ballerine mie vestite da bambola che praticamente pigliavano ammazzata loro a me, che facevo il personaggio del maschio, capito? Quindi sono d'accordo. Quindi le donne vittime del femminicidio devono essere ricordate tutti i giorni, non solo nel mese di novembre, come è accaduto questa settimana rossa, tutti i giorni a fare eventi. È diventata una posso dire? Brava, una cosa, una sì. specie di, noi in gergo diciamo una bagaria. Sì. È esagerato e quando le cose sono esagerate non sono mai sincere. Le donne muoiono tutti i giorni, ecco, fissiamocelo in testa. E poi diciamo che ultimamente a me sembra che come si fosse triplicata Sì, questa cosa. infatti proprio ieri hanno dato i dati. Sì, Non è è vero, è vero. Allora, il video con Maradona e poi il video al Costanzo Show, mettiamoli Vai. insieme. Ufficio stampa del Napoli e Gigi Caffarelli, ambedue nativi di Casoria. Poi la sorpresa finale, sul palco un ospite d'eccezione, o meglio 2 ospiti d'eccezione, i fratelli Diego e Ugo Maradona. Diego, praticamente assalito dalla folla, trascinato dall'atmosfera entusiastica che si era scatenata al suo arrivo, si è anche esibito nella ormai famosissima Mamma Mamma.
fenomeno ha ringraziato tutti per la calorosa accoglienza che gli è stata tributata, promettendo ai tifosi di ritornare a Casoria per festeggiare anche la Coppa. E per la verità non si è capito a quale Coppa si riferisse. Lo sparo di una batteria di fuochi d'artificio ha poi concluso la riuscita manifestazione. Ha recitato mai con la gonna? No, con la gonna non ho mai recitato perché faccio sempre questo, poi finisco sempre facendo un putpurri dedicato a Nino Taranto, che è stato un grande artista. Quindi paglietta, cosa? Paglietta, oppure faccio Totò, proprio Totò. Quindi, proprio Totò? Sì. Questa è l'unica cosa femminile, il fiore. Però io sono donna proprio, mi capite una cosa banale, Ma chi ha messo in dubbio? no, il pasto che dico sempre che... Ma qualcuno l'ha messo in dubbio questo? Non lo so, qualcuno l'ha messo in No, dubbio. domando, nella carriera qualcuno? No. Lei c'ha figli, tutto intorno? Sì, c'è una bambina. Che c'è? È vero, è proprio donna, vera. Ma che ne sai? Ma scusi, lei ha fatto... Abbia pazienza. Ma lei che c'ha avuto un risveglio improvviso, scusi? No, io... Ma lei ha fatto una cena per il congedo? L'ho incontrata a Milano, per i abiti femminili. Ma visto, sì. Lei quando l'ha A incontrata? Milano, Ed era splendida. Allora andiamo in Allora, ordine, dai. sì. Prima Maradona, il rapporto anche Sì, con la nostra squadra. Maradona, io ho avuto un rapporto bellissimo perché facevo le trasmissioni televisive in diretta, tante, anche con Biscardi facevo il processo il lunedì a Roma, poi facevo tutte queste cose, quindi, e avevo 2 programmi io sportivi, sportivo musicale sempre. E quindi ho conosciuto Diego perché quando abbiamo vinto lo scudetto siamo andati con questi è arrivato un gatto bianco bellissimo, meraviglioso, lui fa parte della nostra trasmissione. se era nero mangiavo e me ne andavo, adesso che è il momento di mangiare, perché Gemma ha cucinato il piatto per te. Hai visto? Ha sentito l'odore? Sa tutto questo gatto, ma fuori c'è pure il mio schizzetto. Tra un po' anche il tuo schizzetto, facciamo cane e gatto. Allora, stiamo dicendo di Maradona, praticamente facevamo con tutte queste cose con un giornalista che era il capo ufficio stampa del Napoli, te lo dico come si chiamava, te lo ricordi? Petino forse? No. Paolo Petino? No. Non lo so. Che è stranissimo, stamattina mi ricordo sempre tutti i nomi, però... vabbè, può succedere. Vabbè, comunque appena me lo ricordo lo dico. Sì. E praticamente mi portavano dovunque, anche perché facevo le trasmissioni con Arnaldo Delle Aie e c'era Diego e ci siamo conosciuti in queste trasmissioni. Però poi una sera andammo a Casoria a fare questa cosa che abbiamo visto prima e praticamente Diego doveva salire, c'erano 40.000 persone ma non c'erano 6 vigili. 7. Diego era giù, non voleva salire, allora io, che ero una ragazzina, perché comunque era una ragazza, andai giù e dissi: senti Diego, tu ti fidi di me? Diego aveva il debole per le donne, si fidava più delle donne che degli uomini. Disse: sì, mi fido, allora vieni con me. L'ho presi mano a mano, lo portai in palcoscenico e lì facevamo mamma, io gli passavo il microfono, bellissimo, è stato un momento meraviglioso. Poi siamo rimasti amici. Che gli hanno dedicato. Ma lui lo sai che quando io sono stata male comunque si è informato per me. Vero, come no? Come no? Perché lui non stava ancora male, lui stava bene in quel momento. Io vabbè. Ragazzi, penso che tutti abbiamo male, il fatto di morire male, stavo dicendo ad Antonio prima che io non posso guardare le foto di Diego, come le guardo mi metto a piano, sto male, né lui e né Gigi Proietti, devo dire la verità, come vedo a Gigi ogni giorno c'è rimasto in sospeso il ricordo di Pupella Maggio. Sì, lo diciamo. Che è legato a Edoardo De Filippo. Diego era straordinario, volevo dire una cosa, ma perché non la finiamo di parlare? Di dire tutte quelle cattiverie, che ce ne importa, l'uomo come sta, è stato un grande, a noi ci ha pensato, basta, tutte queste cose, io direi, ditelo voi, basta parlare e fare questa cosa. No, basta polemiche perché non ce la facciamo più. Approfitto per dare un bacio a Ugo, il fratello di Diego. Ugo, io ti voglio un bene pazzo, il figlio di Diego e anche la mia amica Paola che ha sposato Ugo. Ciao Paola. Vai, adesso Pupella Maggio, dai, allora, racconto. Stiamo dicendo io ero molto legata ai Maggio
tutta la famiglia, perché l'ho trovata poi nei vari spettacoli che facevo. Però Pupella e Rosalia erano quelle con le quali più ero legata. Rosalia perché mi vedevo, ma dicevo come va a fare, e io l'ho sostituita in uno spettacolo di Calenda, Cinecittà, bellissimo. Lei mi disse Calenda, il regista, se ti vanno i costumi di Rosalia, se no non lo puoi fare tu, lo fa una figura. Mi volevo bene, me la stimi invece, se no, però per non spendere i soldi. Allora chiamai Rosalia e Rosalia mi disse: vieni e canta, preoccupate, faccio trasì. Rosalia, ma io sono più secca di te. E infatti andavo un po' larga e feci questa cosa. Rosalia è stata sempre nella mia vita, ma tant'è vero che faccio molte cose sue. Pupella invece aveva un rapporto particolare, mi voleva bene tanto, io andavo dovunque le facesse una prima, le mandavo un Pierrot, le mandavo una bambolina, sempre, per tutti gli anni che lei c'era, anche al San Ferdinando eccetera. Poi facemmo un'estate praticamente alla Mostra d'Oltremare con gli spettacoli, e una sera c'era Edoardo con 2 spettacoli su Natale in Casa Cupillo e un altro, e noi Cabbarinieri, stavo con i Cabbarinieri, praticamente eravamo tutto il gruppo allora, anzi poi li dico pure, i Cabbarinieri storici: Franco Nisi, Lucia Cassini, Saverio Mattei, Aldo De Martino e Renato Rutigliano. Questo è il gruppo storico. Poi si sono avvicendati nei Cabbarinieri, c'è stata anche Marisa Laurito, che saluto, che forse si è dimenticata dei Cabbarinieri, però è stata lei, poi c'è stata Giovita Carbone che ci vede in Sicilia, poi sono stati un sacco di avvicinamenti, e c'è stato anche Enzo De Caro. Enzo è stato con i Cabbarinieri che mi suonava il piano e lì mi presentò Massimo Troisi la Smorfia, io là gli detti una mano e li fece entrare nel San Carluccio e fecero. E quindi hai aiutato pure la Smorfia. Moltissimo. Lucia, prima di farti vedere altre sorprese, so che tu parli tanto perché hai tanto da raccontare, però Sì, ma non ci ha detto il succo di Pupella non Maggio. hai detto il succo di Pupella Maggio. Stai arrivando. Te lo stavo dicendo di Pupella. Io le portavo tutti questi cose, eccetera, eccetera. Pupella faceva questo spettacolo quando abbiamo fatto i Cabbarinieri là alla Mostra d'Oltremare, al Teatro Mediterraneo. Io vedevo pure Edoardo, perché io l'amavo Edoardo, non è che mi voleva bene, l'amavo, e andavo avanti, lui andava avanti con la compagnia e ringraziavano insieme, tornavano indietro, ringraziavano di nuovo, e Pupella, che aveva un successo strepitoso, non andava mai davanti a ringraziare da sola. Perché? Perché era una cosa proprio della compagnia di Edoardo. Io che ero abituata a pigliarmi i miei applausi da sola, cioè, che a me Pupella dice: Pupella, ma com'è che tu... No, Edoardo vuole così, però non è che Pupella fosse felice di questa cosa. Mo lei non lo può dire, ma non era... Mi chiamò Gianni Melli di Oggi, un giornale importantissimo, e mi fece una lunga intervista e disse: perché tu non hai mai lavorato con Edoardo? E io ero ragazzina, quindi scusate, la brillante idea di dire, che poi era vero, che io Edoardo lo vedevo dietro le quinte, lo vedevo giù in sala, però lo seguivo, ma non assolutamente volevo lavorare con lui, ma non per qualcosa, perché io volevo andare a ringraziare davanti da sola. E dire: se io vado con Edoardo, figura, la Pupella non la fa ringraziare. Figura a me. Allora, vediamo un po' i saluti, la sorpresa numero 3. Sorpresa? Sì. Quando faccio i miei spettacoli qui negli Stati Uniti mi capita spesso di interpretare una canzone dove sta Zazà. È una canzone che al pubblico americano piace molto e piace pure a me. Quando la canto mi vengono in mente sempre 2 grandi figure della tradizione napoletana. Un artista che non ho mai conosciuto, purtroppo, la grande Gabriella Ferri. E poi mi viene in mente un'altra artista con cui ho avuto il piacere di collaborare e di stringere una amicizia pluridecennale, Lucia Cassini. Quando faccio per esempio Arostazazza, oh maronna mia, Arostazazza, senza Isaia, veramente Lucia. E da Lucia ho preso la vera intenzione di questo brano, apparentemente comico, ma in realtà estremamente drammatico. Ti mando un abbraccio forte, Lucia, sei sempre nel mio cuore. Un abbraccio dagli Stati Uniti. Romolo Bianco, un saluto
saluto da parte nostra. Grazie Romolo, ma non solo. Sì. Ma che sta facendo? Questa porta cosa ha mangiato? In cucina con Gemmi che ha preparato, Ecco la cosa hai ricetta. preparato? Allora, abbiamo preparato una lasagna bianca Sì. per Lucia, Sì. è una versione un po' chic questa, Sì. è adatta anche per le feste natalizie, quindi è un'ottima idea Wow, da bellissima. preparare. E vediamo prima se piace. Gli Poi dopo ingredienti, diciamo dov'è gli che li ingredienti. possono Mi trovare? conservato un pezzettino a mio fratellino che sta Certo, là, certo, se no mi certo. ammazza mio fratello. Anche perché Assaggia in dopo diretta. questo boccone, 2 bocconi sono giusti, poi se ne vuoi un altro po', dopo. No, no, no. Guarda, 2 ingredienti principali, No, io dopo. ringraziamo Dopo lo il centro mangiamo. carni Ma di io ne voglio un Rosa pezzettino e il caseificio e poi me lo mangio Lavoritas. dopo. Grazie Gemme, grazie anche ai nostri Intanto, amici mentre partner. Lucia gusta e poi ci racconta com'è la ricetta, vediamo il montaggio numero 2 Vai. e ci leghiamo anche a Enzo De Caro. Lucia Cassini, una storia, una vita, un'artista vera, con tutti i prismi e con tutti i comandamenti, compreso quello di non essere mai stata forse consapevole della sua bravura, perché se lo fosse stata e magari avesse avuto un carattere un po' più da rivista, no? Da cattiva, oggi avrebbe occupato secondo me una posizione molto più di rilievo. Invece Lucia è tutta Napoli messa assieme, con la vitalità della donna vera, artista vera, cantante, attrice. Ci conosciamo da tanto tempo, dall'età paleolitica direi. Io stavo nascendo come attore di cinema e lei era già molto nota come artista vera. Io sopporto Lucia Cassini dal 1973, avevamo, io credo, 6 anni, lei 1, e ho cercato in tutti i modi, anche diffidandola con l'intervento delle guardie, polizia, pompieri, vigili del fuoco, ma non c'è possibilità. Neanche gli idranti sono bastati a fermarla ogni volta che vengo a Napoli o ogni volta che ci vediamo a Roma. Quindi me la devo tenere. L'ho vista sempre come la Liza Minnelli della nostra, la cabarettista nostra. Sì. Un grande personaggio, complimenti, perché Grazie, lo sai di grazie, sono guarda. veri e sinceri. Certo. Non so come Achille che, No. che dice che caggiarisce. No, tu stai dicendo perché tu parli poco, quindi quando sei parli... Zazà, sei Grazie. un personaggio fortissimo con una grande personalità, nel senso che ha una sua immagine ben definita. Che dire, non è mai facile in queste situazioni dire delle parole perché si rischia sempre di essere banali, retorici, però ecco, Lucia è stata veramente, lo sappiamo tutti, insomma, un artista speciale, straordinario, a tutto tondo, e ecco, io mi guardo qui in questa foto io non sono ancora maggiorenne e lei già otteneva una certa età già allora, quindi è stata così, mi dispiace molto perché lei non sia riuscita a fare un ruolo drammatico nella sua vita artistica, perché credo che avrebbe potuto davvero dare delle sorprese a se stessa e agli altri. Che dire, quando succede così è una perdita, ci mancherà molto non è sta bene? Allora perché non faccio i 40 anni, sta bene? No, mi sembrava strano perché secondo me Lucia è immortale, cioè è tipo Highlander, non c'ha età, non c'ha una vita che comincia e finisce, infatti quando passa tutti quanti è Highlander, passava ogni volta e ha dato veramente rappresenta il Vesuvio, il magma, il vulcano, il mare, una forza della natura. E le voglio tanto bene, le auguro almeno altri da 40 anni in poi di questo e di altro. Fatto. Sto più anziana. Meno male. La foto la facciamo vedere, la foto che stiamo insieme. Diciamo proprio l'avventura quasi insieme, nel senso che io cantavo prima poi con loro col cabaret, nei cabarinieri, lei ha fatto questo spettacolo, lo facciamo con me e poi tu mi hai chiamato a Roma. Sì, tu mi hai fatto venire a Roma. però se dovesse succedere, tu pure fai una bella cosa. Se dovesse succedere, io spero mai. No, ci mancherà molto un artista come Ma tu lui, mi manchi sempre, mi manchi, infatti quando ti vedo in televisione sono contenta. Se caso mai tu ti ricordi che ci mancherà molto un artista come lui. È sempre stato bello, pure voglio il mano. Ha di 40 anni, Picciolei. Auguri. Ciao.
Ecco Sì, facciamo qua. carne a terra, altri 100 anni. Mamma mia, con Gianni, Lucia Cassini. Gianni Giovanni Nazzaro, Magni. Fabio Oh. Testi, Peppino Di Capri, Enzo De Caro. Sono quante legata a persone. tutti quanti tantissimo, veramente voglio bene a tutti, lo dicevo prima, io non c'è un collega che non amo, che sia più piccolo, più grande, voglio ma bene si a tutti. vede, Vorremmo che l'affetto si dicessi vede. qualcosa su Gianni Nazzaro perché ci ha Sì, lasciato il aspetta 27 Gianni luglio. Nazzaro. Sì. Gianni Nazzaro sicuramente che è uno dei dolori grandi che ho avuto ultimamente. Tu hai collaborato Ma con lui. c'è anche che non avevo finito di dire il fatto di quella Maggia e di Edoardo, lo dobbiamo dire finiamo rigorosamente, Maggia. perché mi fanno tu quando sta, ma perché non lavoravo, ma mica non volevo lavorare. Una sera poi che sono andata a cena con i cabarinieri, era all'inizio dei cabarinieri, Angelo Fusco dice guarda va, stasera la vedo brutta, perché era uscito questo articolo su Oggi che allora era un giornale strepitoso e io avevo scritto io non vorrei lavorare con Edoardo perché Edoardo non ti fa salutare Da sola. in scena. Andai là, c'era Edoardo, sì Carmela, sapete dove stava? A Palazzo Donn'Anna, adesso c'è un ferramenta lì sotto e Edoardo mi chiamò vicino e dice Piccere vieni qua, Piccere vieni qua, i cabarinieri tutti che congulavano, chissà, e io invece con la mia sincerità lui disse, ma perché non vuoi lavorare con me? Qual è il problema? Non ti ho fatto voi provino? No, ho detto, ma quando mai? Non è per questo. Io tenevo dei colleghi, pure Saverio, che già aveva lavorato, disse no, è solo semplicemente che questo, che io non riesco, io ho il mio pubblico, già ho grande successo, come faccio con voi, che andate solo voi a ringraziare davanti? E lui disse agli altri, mi piace sta guaglione perché è sincero, e poi fece amicizia, vabbè l'ho visto, ma non ci ho mai lavorato uguale. Il mio sogno è stato solo quello di lavorare con Totò e non ho potuto perché Totò è morto che ero piccola e quindi... C'è una cosa anche che dopo parliamo proprio del funerale di Totò. Ci deve dare un suo parere sulla ricetta. Ecco, il parere sulla ricetta. Allora, prima di tutto, poi dico una cosa Sì. per Gianni Nazzaro. La ricetta, ma come ma tu puoi venire a Santa Lucia a farmi queste cose? Ecco, Madonna, Lucia fa una grande festa a casa faccio sua una grande con tutti i festa, VIP. però a lei le faccio una grande pubblicità. Va Giuro. bene, dai, ci però stai. vedi dalla mattina Dai, in ti diretta. dico un po'. Accettato, accettato. È accettato? L'hai detto in diretta? Mi hai accettato? Accettato, L'accendiamo, verrà a casa l'accendiamo. tua per prepararti tante buone cose. Va Ma no, bene? che bello. Allora, adesso parleremo invece di Gianni Nazzaro Allora, Gianni e le tante cover anche ha con detto Renzi Cuomo. tutto lui, io con lui ho cominciato con le cose, poi abitavamo vicino, io è un periodo che abitavo sui quartieri, dietro all'Agusteo, infatti si ricordava tutti quelli dell'Agusteo, e Gianni abitava a Piazza Concordia. Era bellissimo Gianni, ma com'era bello, un guaglione bellissimo, anche ora ci siamo visti ultimamente un anno fa nemmeno, al teatro che sta a Roma, il salotto di Pulcinella, e Gianni era ancora bello ma era sofferente perché ha avuto delle cose e siamo stati insieme io, lui e Elio Pandolfi e solo io mi sono salvato, che Elio è morto e poi, vabbè, ma Elio aveva 94 anni, quindi anche, ma Gianni il più grande dolore che ha avuto ultimamente, perché gli volevo tanto tanto bene. E dico una cosa, andatevi a vedere quello che ha fatto, quello che ha cantato, lo so, tu dici no, quanto è bella lei, non è vero, lui era l'unico artista che si è adeguato e ha cantato delle canzoni ultimamente adatte a un uomo di 72 anni, è morto a 72 anni, bellissimo, bravissimo. Ma faceva lama spettacolo, faceva Ma faceva le operette, tutto, bravo. le operette. Io insieme io con lui ho fatto lama spettacolo, abbiamo fatto le operette. Cavallino bianco, mi ricordo. Grande, Ma questo nel 65 66. con Scusami Antonio, prima di mandare Sì. le sorprese, io un altro boccone. Ma si pare perché che è buonissimo, squisitissimo. Tu dopo, Lucia. Dice che pare che tu ti mangi un boccone, io no. noi dobbiamo Aspetta, no, guardare. devo terminare, però voglio sapere anche gli ingredienti. Sì, abbiamo usato una lasagna all'uovo, poi carne macinata, besciamella, ricotta di bufala e un mix di formaggi, pepe nero e manteghiamo il tutto al forno. Lasciatemene un po'. No, ma ragazzi, pure a devo me, non mi terminare. pregate la parte Lasciatemene Però un ovviamente po'. ricordiamo che l'intera ricetta, l'intero procedimento lo troveranno sempre sul mio blog, ben dettagliato, quindi andare a vedere in cucina con Gemi. Seguitela. Allora, vogliamo vedere un po' le sorprese 4 e 5 insieme? Cara Lucia, sono a New York e volevo farti una sorpresa, un saluto da questa bella città. Mi ricordo di tutte le volte che abbiamo fatto dei bellissimi viaggi assieme a Ibiza, a Roma e a Napoli. Mi manchi e spero di vederti presto. Ciao Lucia,
come vedi ci sono anch'io a salutarti, non potevo mancare. Il caro Antonio e la cara Ida mi hanno contattato per questa trasmissione in tuo onore, per te, e quindi non potevo esimermi. Noi che insieme abbiamo fatto tante cose spero belle, di cui hai un buon ricordo, e ne stiamo ancora facendo. Ti abbraccio caramente, ti auguro tante belle cose, ti voglio bene. Cara Lucia, ci siamo un po' persi di vista, ma so bene come tu ti sia ripresa e abbia iniziato di nuovo a frequentare i teatri e le sale di animazione dove la gente si è sempre molto divertita. Non potrò mai dimenticare le tue incursioni nelle TV dell'area napoletana negli anni '80, dove con le tue eccezionali esecuzioni facevi divertire tutta la gente, tutti impazzivano un po' per te, anche perché tra l'altro eri una bella ragazza, insomma non è che adesso tu abbia perso molto del tuo smalto, però voglio dire negli anni '80 sfondavi veramente. E qui nel teatro di Pulcinella so che ti aspettano, perché sei venuta diverse volte, e quindi mi auguro proprio di vederti qui, perché tu nel corso degli anni hai fatto una ottima carriera, ma non hai perso quella freschezza iniziale. Ricordati prima di venire a Roma che sai dove passare, perché io ti aspetto, e o caffè non solo a Napoli lo sanno fa, ma anche qui. Ciao Lucia, a presto e tanti auguri e tanti abbracci da me. Ciao. Ecco qua. Quanti Allora, amici? Andrea, Nando e Elio. Allora, Andrea Fiamberti ha dei grossi pregi, a parte che è giovane, è un bravissimo promoter, lui ha lanciato la Sara Main in tutto il mondo e anche me, Sì. perché Sara Main si innamorò di Balla Concetta e ha fatto questa versione remix che tu sai che ancora mo la devo incidere pure io, e nel 2011 a Ibiza, andai a Ibiza dove ritrovai che i ragazzi per strada cantavano Balla, balla, balla Concita, divertentissimo, e da lì è partita anche la fiction, perché l'ho fatta partire da Ibiza per questo motivo. Quindi Andrea, bell'amore, mi hai fatto un regalo grandissimo. E noi dopo la sentiamo, sì, Balla Concetta. Sì, la cantiamo, però non è quella versione in alto. Nando e Elio pure li salutiamo. Elio, un bacione grande Elio, io quando vado a Roma lui viene sempre, mi fa un sacco di articoli, spero di venire presto Elio, come no, dal nostro caro comune amico, io spero di... Vincenzo De Vivo, col teatro penso di fare questa stagione prossima. E poi volevo dire una cosa a proposito di questo, che non mi fa dimenticare Ischia. No. Vabbè, ma Ischia Forever. No, dopo parleremo di Ischia Forever. E poi volevo grazie a Nando De Maio, Nandino mi sta aiutando a finire Ischia Forever, grazie Nando. Entriamo un po' nel privato di Lucia, l'abbiamo conservato per ultimo, abbiamo 15 minuti. Cosa dovevi fare Lucia? 15. Abbiamo pochi minuti a nostra disposizione, perché dopo ci sarà un'altra domanda anche di Lucia. 15 minuti e ci devi raccontare un po', blocco numero 3, un po' la famiglia anche allargata. La famiglia allargata molto di Lucia. allargata. Ecco qua, il fratello che non c'è più, vabbè, tua sorella che ti manda tanti saluti, ma era stata indisponibile a fare un video. Avevo capito qualcosa. A fare un video, però poi ci devi raccontare di Tony. Sì, però io, vabbè, là parte poi tutto. Ho visto mio fratello Francesco, che non ho più, ma nel mio cuore, che era pure lui eclettico, faceva un sacco di cose, e poi che si è andato via nel 2016. Poi c'è un mio amico che non l'ho intravisto, Sergio De Vita, che pure lui 2 giorni dopo mio fratello, quindi sai,
io li ho dentro e tengo presso a me, come quando faccio lo spettacolo, io ho tutti sulle mie spalle, Dino Verdi, Don Lurio, io faccio lo spettacolo, canto delle cose loro, faccio dei movimenti loro, però come stessero con me, non ci posso fare niente, non mi pigliate per pazza, ma il mio carattere è questo qua. Poi ho visto... io ti ho chiesto questo perché so della tua sensibilità proprio... e ha dei legami proprio, anche ultraterreni. Mi creo questi legami. Con Tony, vabbè, è stato pazzesco ed è nata Ischia Forever, perché insieme volevamo fare un documentario su Ischia, che ci avevano commissionato delle persone della Russia che volevano immagini di Napoli, e cioè, è su Ischia. Ischia Forever, il titolo è nato che quando è morto Tony mi sono ritrovata tutta Ischia con me, saluto Gennaro Savio di Tele Ischia che ci manda sempre le cose, e praticamente Nuvola TV, scusa se no faccio no. E praticamente mi è venuta l'idea dal documentario di fare Ischia Forever, perché una sera incontrai Luciano De Crescenzo, grande Luciano De Crescenzo, e Lavert Muller. E Lina, io parlando con Lina raccontai questa storia di me e Tony, che non ve la posso dire qua perché non si può, però è una storia bellissima e dalla quale farò un film, come mi ha consigliato Lina, Tony e Lucy. Chiaramente io racconterò, non è che faccia la parte e nemmeno lui che non c'è più, però una grande storia d'amore. Una storia d'amore bellissima che finisce drammaticamente. Io dissi Lina, ma io voglio fare una cosa per Ischia, eccetera, perché per me Ischia è forever. E disse lei, hai già il titolo, Ischia Forever. Lei me lo disse, il manco me ne raccolta. E lui in che modo quando sei un po' giù ti viene? Lui viene, io lo sento, trovo delle cose, ho trovato ultimamente uno specchio che mi aveva regalato, bellissimo, e dietro lo specchio, io e mio fratello, spostandolo, c'era una dedica e non me ne ero mai accorta, che c'è scritto, ogni volta che ti soffermerai a guardarti in questo specchio, io sto qua dietro perché ti amo, Tony. È bellissimo questa cosa. Ma scoprirla dopo 4-5 anni che se n'è andato. Quindi Lucia, dall'anno di morte di Totò, che iniziasti, 1967, che iniziasti comunque a progettare per Ischia Forever? No, Ischia Forever è di adesso. E 10 anni prima fa. Cosa succede? Totò è un'altra cosa. Totò, io sono stata, non avendo conosciuto Totò, invece mia sorella, mia madre l'hanno visto, io non l'ho conosciuto. Lo seguivo solo. Dopo la morte di Totò poi ti sei... Perché dopo la morte di Totò, andando al funerale, io sono capitata vicino a Liliana, che saluto, a Liliana De Curtis, e Liliana l'amo in modo particolare perché quando c'è stato il funerale di Tony è venuta con me, mi ha accompagnato a Ischia e anche al cimitero, lui sta sepolto all'Accameno, mi sono ritrovata a Liliana dietro e sai che mi ha detto una cosa che non mi scordo mai più, tu sei stata sempre appresso a mio padre e a me e io sono appresso a te. Secondo me è straordinaria questa cosa, è un momento d'amore e con Liliana praticamente là è nato, perché io pigliavo sempre sta bombetta di Totò, volevo acchiappare pure. Ah ecco, poi dopo susseguirsi di spettacoli. Ho cominciato a fare Totò e quindi Totò è la vita mia. Vive in te, lo sappiamo. Diamo delle indicazioni alla regia, la domanda di Lucia, l'ultimo video saluto e Balla Concetta. E Balla Concetta. La dai in diretta? Sì. No, adesso arriva il momento della domanda di Lucia Lamarca, la ragazza nonché ti deve far assaggiare, provare il liquore al gusto di babà, visto che a te piace. Figurati, mandandomi 2 casse. Ne facevi veramente, avevi anche le scorte da bambina, è vero? Babà, dove ma te le mettevi in tasca? Ma anche adesso? Lei è fissata con la bambina, ma la bambina che è in te, la bambina che è in Lucia Cassini. Allora, Lucia. Cosa vorresti chiedere? Sì, c'è una mia curiosità. Allora, abbiamo parlato ovviamente di Totò, insomma, del cinema, della storia del cinema, del teatro, però diciamo che adesso l'arte, la musica si rapporta con la tecnologia e quindi in realtà mi piaceva sapere qual era il suo rapporto con la tecnologia, con i social. Allora, io sono meravigliosa con la tecnologia, perché non mi faccio non mi faccio perdere niente, non perdo niente, non mi faccio mancare niente. Bene. Io sono molto tecnologica, sono molto social. Io sono social perché non perdo nemmeno una virgola di tutti i ragazzi che mi scrivono. Ho 4 profili, 2 pagine. Ma li gestisci tu? Sì, io. Io gestisco me. Sempre io. Allora una stories dobbiamo fare vedete dopo. che qualche volta non vi rispondo,
aspettate che prima o poi rispondo. In questo momento ho 5.000 persone stand by nei 3 siti, 5.000. Infatti ci sono anche io in stand by. In stand by c'è anche Io mi sono confusa, abbiamo 2 sorprese ancora, la numero 6. Allora vediamo le io faccio, comunque scrivete perché io no, risponde a tutti. Faremo un'altra puntata su di te, faremo un'altra puntata. Ma per forza, saluti perché i numero cantanti 6. siamo dimenticati. Lucia Cassini. Lucia Cassini è una di quelle rare artiste poliedriche che balla, canta, recita, zompa, fa, dice, scrive, produce, fa la regia. È una sorta di è un vulcano di idee che non sta mai fermo, è una di quelle che 1000 ne pensa, 1000 ne fa e altre 1000 ne progetta. Sostanzialmente è una di quelle attrici dove rischi a un certo punto di perderti e di non ritrovare più te stesso. Non credo neanche che dorma mai, anzi l'hanno vista girarsi durante la notte a Napoli a pensare, a scrivere, a produrre, a organizzare. Insomma, Lucia, una volta tanto, dormi le 2 ore a notte, che fanno bene. Un abbraccio fortissimo, ciao Lucia. Buzzanca. Grande Massimiliano, gli voglio un sacco di bene. Io amo pure il suo grande papà. Ho preso 2 premi col papà, uno a Roma e uno a Napoli, e però Massimiliano ha fatto parte della mia fiction, abbiamo scritto pure delle cose insieme, ma guarda, è una cosa pazzesca come che hai avuto tu questa idea, perché io sto vedendo tutte le cose. Massimiliano ha girato, però deve tornare perché deve fare i finali della fiction. E quando torno dedichiamo una puntata, faccelo sapere. Appunto, facciamo così. Così vengono insieme, va bene, va bene. Saluti numero 1, questi sono veramente gli ultimi. Massimiliano, chiamami, telefonami, scrivi. Sono veramente gli ultimi e poi sentiamo Balla Concetta. Siamo in conclusione, dai. Ciao nonna! Ciao nonna! Ciao nonna! Volevamo farti a sorpresa gli auguri per Santa Lucia. Dici ciao nonna Santa? Ciao nonna Santa! Ciao! E non te l'aspettavi, eh? Non te l'aspettavi, eh? Noi da casa ti mandiamo tanti baci per Santa Lucia. Vuoi dire qualcosa, Lollo? Ciao nonna, auguri! Vuoi dire qualcosa alla nonna? E niente, c'è silenzio. Ciao, ciao, auguri, non te l'aspettavi, eccola! Non te l'aspettavi, nonna, questo messaggio da noi. Auguri, mamma, ti vogliamo bene. Ciao. Ciao! Sei santa sempre per noi, eh? Fai ciao a nonna. Ciao. Figlia e nipoti. Ma che meraviglia, che questa è la per cosa. te, che solo per te. Tutto, la mia vita, io campo per loro. La nipotina, dicono che è uguale a me quando se la guardi, è straordinaria. Gli ho fatto fare delle scene di Schiaparella, una bellezza infinita. Lorenzo ha girato con me, bravo, e praticamente siccome sta fiction la stiamo portando avanti da 5-6 anni fa, come ho fatto con il regista americano, praticamente lui ha preso la famiglia, ha fatto questa sitcom fiction in tutto questo spazio, e io uguale, io farò 3 anni dopo, anche perché ho la morte di Carlo Croccolo, quindi spero di ritrovare tutti i miei colleghi. Ricordiamo che Francesco sono 10 Paolo puntate, Antoni, Lucia. sono 10 Ricordiamo che puntate. E ricordiamo che hai fatto anche il libro. Il libro Schiaffo Forever che è uscito, sta andando pure molto bene, e poi spero di ritrovare Gino Rivieccio, Francesco Paolo Antoni, di ritrovarli presto, che dovete venire a fare le scene finali con me. Che inviteremo Gino Rivieccio. Abbiamo lasciato il cult alla fine, sì. Balla Concetta, conosciutissima in tutto il mondo. Ma la Concetta ormai Peccato veramente... che non sei autrice, altrimenti ti facevi qualcosa di soldi. No, io sono autrice. Ah, sei l'autrice? E nemmeno, io sono l'autrice, solo Ah, che... quindi ti arrivano i diritti. Però adesso di meno meno perché male. hanno un po' imbrogliacchiato, c'è un po' tutta una tragedia, però... Arrivano. Balla Concetta mi arriva. Microfono e Balla Concetta. Ok, Va bene. in conclusione Non m'ha ci detto- balliamo
La questa. facciamo così, Antonio? Sì, vai, sì. quando tu fai balla, No, io no. Ma perché? No. No, Antonio non collabora proprio. No. Allora, ma Quindi lo puoi dire 1000 volte. Scusa, ma cosa No. mi ha fatto? Lui è il giornalista per Io antonomasia. faccio la parte seria, non Vabbè, posso la mettermi a la fare... voce lasciamo le voci originali. vabbè. Io sono Io un ve po' la di canto. tutto il jolly. Balla Volevo tanto Concetta. alzarmi, ma ho un Potrebbe fare Ida però il maschio. No, il maschio non si fa la voce del Ida, maschio. Ida, allora lascia la paglietta, Lascia la paglietta. mettiti là, io mi metto la paglietta, E che io non metto l'ho questo usata nero. perché non faccio Nino Taranto, per cui lo scignone non non abbiamo c'è. parlato del mio Nino Taranto. Vabbè, la prossima. Balla Concetta, via. Sei pronto? No, e mettili in te. No, lo scignone non c'entra. E guarda. mettila davanti, va. Aspetta, così. Pronti? Vai! Non so se è con la base. Battiti un po'. C'era sul giornale che un regista assai geniale cercava Girls from Films. Che occasione io pensai e studi a andai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la Loren prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto perché io faccio l'artista e su questo io ci insisto. Mangio, bevo e sto sempre in vista. Balla, balla, balla Concetta, che la vita è una sigaretta, l'hai fumata troppo in fretta. Balla, balla, balla Concetta. Balla, balla, balla Concetta, che la vita trascorre in fretta. Dietro l'angolo ti aspetta solo un ballo e niente più. Balla, balla, balla Concetta, che la vita trascorre in fretta. Dietro l'angolo ti aspetta solo un ballo e niente più. Volli cantare canzoni alla moda, quelle un po' sexy e con voce roca. Stupide storie senza valore, tutte sospiri e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto. Mangio, bevo e sto sempre in vista. Balla, balla, balla Concetta, che la vita è una sigaretta, l'hai fumata troppo in fretta. Balla, balla, balla Concetta. Balla, balla, balla Concetta, che la vita trascorre in fretta. Dietro l'angolo ti aspetta solo un ballo e niente più. Balla, balla, balla Concetta, che la vita trascorre in fretta. Dietro l'angolo ti aspetta solo un ballo e niente più. Mi misi a cercare l'amore eterno, lo trovai una sera d'inverno. Era gentile e raffinato, ma un puffo e mazzato. È l'uomo giusto, io pensai, lo sposo e non lo lascio mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era la moglie prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto e son tornata a far l'artista. E su questo io ci insisto, mangio, bevo e sto sempre in vista. Balla, balla, balla Concetta, che la vita è una sigaretta, l'hai fumata troppo in fretta. Balla, balla, balla Concetta. Balla, balla, balla Concetta, che la vita trascorre in fretta. Dietro l'angolo ti aspetta solo un ballo e niente più. Balla, balla, balla Concetta, che la vita trascorre in fretta. Dietro l'angolo ti aspetta solo un ballo e niente più. Balla, balla, balla Concetta, che la vita trascorre in fretta. Dietro l'angolo ti aspetta solo un ballo e niente più. Balla, balla, balla Concetta, che la Balla, balla Concetta! Dedicata a tutte le Concette! Sfumate, sfumate. Grazie! Ma, no, ma io pensavo che non funzionava. Infatti non funzionava. Ah, mica è venuta La la mia messa voce. a destra? No, è venuta la tua voce. È venuta. Sì, sì, la è voce. venuta, è venuta. Ma quando mai? No, la sua sì, lui sta sfottendo. Salutiamo, si salutiamo. Prende in giro, si prende in Allora è giro. arrivato il momento della chiusura, noi ringraziamo Lucia Cassini, ma dobbiamo fare anche la nostra fatidica domanda al termine del programma. Noi, giustamente, Noio. ci teniamo... Ah, cosa? Noio. Noio, per andare dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Noi in effetti vogliamo Questa- sapere come sei stata, dammi questo. Te lo Questa è la posso? paglietta di La Nino paglietta? Taranto. Ah, ecco. grande Nino Taranto. E ce l'ho pure lì, vedi, sempre con me. Dobbiamo veramente prolungarci, però è impossibile perché tu hai No tanto da ragazzi, ma per raccontare. narrare la prossima mia volta- vita Dai, abbiamo fai eliminato i molto cantanti. Io ho avuto una vita pazzesca, 40 anni, che mo fra poco saranno 50 di carriera, pazzeschi. Facciamo un'altra puntata, magari Ma se, certo. se riusciamo a qualche A collega coinvolgere mio, qualche amico. con Massimiliano Buzzanca. Buzzanca e che ne so, qualcun altro. Che ne so. Ah, la domanda te la dobbiamo fare, la domanda poi la fai finale. tu.
O gliela faccio io? Falla tu. Fate una domanda. Vabbè, te la Falla facciamo tu perché insieme. sono troppo amico. Come ti è sembrata a tu per tu? Questa puntata ti è piaciuta? Ti è piaciuta? Io penso che questa è proprio una bella trasmissione, una bella idea, perché io amo Marzullo, tu non sai, io lo amo perché è l'unico che ti fa parlare, e invece in questa puntata al tu per tu io ho visto, non che somigliate a Marzullo voi, per carità, perché no, tu sei più alto, dovresti somigliare tu, poi ci sta la signora che cucina, che è la cuoca, a me piace la food cuoca, blogger. senza cuochi io poi sono goloso, però c'è Antonio, io penso che è una bella cosa che fate finalmente a sfugare gli artisti, dire anche delle verità, e vi dico una cosa, che non è che ne abbiamo dette molte, io ce ne avevo preparate perché il tempo è quello che è. Sì, è tiranno, ok? ci compensiamo gli Antonio da Dio in questa trasmissione, ma io devo salutare veramente tutti coloro che ci sostengono, a partire dai nostri partner, i nostri sponsor, I vado nostri immediatamente. partner commerciali che Brava. ringraziamo: il Centro Carni de Rosa, Caseificio La Bonita, Bar Tortora e Agostino Landi, Pizzeria del Corso di Pestum. E andiamo invece da Lucia Marca, lei testimonial del primo liquore al babà, Babbaré. Assolutamente, è sempre un piacere avere delle persone bellissime che hanno fatto la storia del nostro spettacolo. Grazie, ed è sempre cara. un'occasione per raccontarlo, e dopo ci vediamo per fargli assaggiare il nostro liquore. Ma io sicuramente. E andiamo a salutare anche Ritz Caffè, il caffè che ti fa sognare. Ovviamente Antonio, Io ringrazio te, tu ringrazi sì, me, lo so, sì. ma tu aggiungi? Io aggiungo che la replica andrà in onda domenica alle ore 21 e che adesso noi ci salutiamo, però mandiamo il trailer di Ischia Forever, vi vedete un po' tutto il sunto. Tutti si vedono, anche Massimiliano. Tutto il sunto, perché sono bei 6 minuti, così vi godete quello che andrà in onda. Vi raccomando, scrivete, telefonate, mandatemi WhatsApp o su Facebook o su Book, sapete perché? Perché io sto ancora, devo girare ancora per un mese. Quindi servono se altri avete attori, idea di servono ancora attori, ok? Buona serata, Domenica guardatevi, la replica? sì, Sì. guardatevi questo trailer, domenica la replica, e buona serata a tutti. Ma tu lo sapevi che a Ischia ti stanno cercando da mesi? No. E adesso lo sai. Mio padre mi cerca per filmare questa cosa dell'eredità, mia figlia perché non mi dà 10 anni, mio marito che mi fa cercare da tutti, dai suoi giannizzeri. Sei ricercata, praticamente. sono molto ricercata. Peppino, io devo parlare con Don Carlo anche urgentemente. Dov'è? Ma questo inciucio con Martin non è che potrebbe creare problemi sul lavoro? Il babbo, come sta il babbo? Babbo sta benissimo, quello sta sempre bene. Che tua zia Camilla ha lasciato a te e a tuo padre l'albergo, lo sapevi? No. Adesso lo sai. Signora, e da dove siete uscita? È dal uovo di Pasqua! E che devi firmare insieme a tuo padre la successione immediatamente, perché altrimenti rischi di perdere tutto, lo sapevi? No. Io adesso lo so. Ma di che inciucio stai parlando? Ehi, sta a posto. Sta a posto. Lucy, devi tornare a Ischia, punto e basta. Prego. Ma tu chi sei? L'isola. Quello è Errante, è un personaggio ischitano. Due babà, due giannizzeri mandate da mio marito. Ci ha visto. Uè Luca, bestia! Ma ti presento una mia amica, no? Ilenia. Io sono la famosa, la strepitosa, meravigliosa, super chantosa Lucy Cassidy. A me Lucy mi è più simpatica, io mi farei assumere da Lucy. Assumere da lui, sembra uomo del caffè, vai, andiamo a lavorare, fammi vedere dove andare. Vai piano. Fammi vedere dove andare, E quell'altra? Quando la trovi, Giova? Izzo! Ma dove stai? Izzo! No, tu sti pratica! Signora! E tu che ci fai? Lascia perdere. E comunque Lucy sta in albergo e domani saremo a Ischia. E siamo sicuri. Signora! Avevate ragione! Che cosa? È arrivato il cavaliere! Sì! Mi ha detto che è errante! Sì!
Questo è proprio scemo. Perché? Un insegnante come dovrebbe venire vestita? Da suora? E io voglio la guardia del corpo. Senza la guardia non mi muovo. Se a me a Napoli non mi guarda il corpo non mi muovo. Hai capito? E te l'ho procurata la guardia del corpo. Guardia del corpo, di Ho professione. capito, perché mi cercano tutti. Lusicazzi! Olè! 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 Sì! Che olè! Ci ha visto? Amori grandi e importanti che non finiscono mai. Amori stretti fra i denti per non lasciarli fuggire via. Innamorata, innamorata, innamorata. Innamorata, si arriva come fa il vento che porta amore e follia. Segui il tuo cuore e l'istinto, se vuoi andartene via con lui. Innamorata, Stavo cercando te, perché Carmine ha bisogno di lavoro. E ho bisogno di una badante. No. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma è tua cugina? Fidati, fidati, fidati. Mamma, andiamo in piscina. Sì, che saluto Meddi. no, chi si può scordare, dolce isola, schiavi rise. Waves, kisses on the sea, just for you and me, until sunrise. Sweet breeze of Italy makes you dream to be out of the time. Feel like in paradise, summer otherwise, give us this climb. No, you just can't find another place, fairy place. And you know, this is the way to fall in love, fall in love, fall in love, fall in love. Wind cherries on your skin, sky just seems so clean. Summer is on.